così la sentiamo dalle cuffie. Oh, metti le cuffie, che qui non si sente niente. Vi è arrivato un plico con accredito bancario? No, oh, si chiama questo. Ma non devi mai ma lui c'ha già, non c'è ma sei scemo. Ma dobbiamo smettere! È arrivato questo plico con accredito bancario? Sì. No. Sì. È arrivato? Sì o no? Sì o no? Una busta via posta! Ah, sì. Cioè, partiamo dal presupposto che questa busta ci è arrivata, no? Ipotizziamo. Ci è arrivata, ma non è arrivata in via posta, ma è arrivata in via dei Fiori numero 7. Via posta a Napoli non credo che esista. Neanch'io. No. Non mi prenda in giro, è arrivata allora? Sì, cioè... No, sì. Però dietro c'era scritto Ciro di Rosa, il quale sono io. Brigadier, confermo tutto, sono testimone oculista. Oculare, Vabbè, comunque nell'ambito dell'opera. State tranquilli che qui, per ora, nessuno vi sta accusando. Mesto per ora non mi piace proprio. Ma ogni frase che dici signore ti devi mettere a fare l'analisi Non grammaticale. mi piace. E comunque a pensarci bene, neanche a me piace questo per ora. Difatti, se sono qui è per spiegarvi delle cose che a quanto pare da soli non riuscireste mai a capire. È arrivato il dottore. È il dottor Illecce. Ne hai visto? Sono qui per chiarire la situazione. Dico, ma non vi siete chiesti da dove arrivassero tutti questi soldi? Già, mo è arrivato lei, da dove è arrivato, non lo so, dall'accento mi sembra di capire, dall'Alto Adige, e ci viene a smobilitare anni e anni di 3 mesi, papà, di tesi, no? E certo ci siamo queste cose, no? Penso che lui mi faceva la domanda avvocata per tutto, alle 7:15 di mattina, mi svegliavo, guardate come mi svegliavo, con quella voce, mi faceva impressioni, incubi avevo. E che cosa ti ho dato come risposta? Da dove ci sono arrivati questi soldi? Dalla posta. Dalla posta. Chi ce li ha portati alla posta? Ma lei non può venire qua e spendere tu. Chi ci ha portato i soldi dalla posta qui? I postini. Ma dico, prima di passare per la posta e per il postino, qualcuno ce li avrà spediti, ce li avrà messe? Lasciatelo perdere. Comunque, a pensarci bene, quando è arrivata questa busta, io non ci ho pensato neanche una volta, anzi, a dire la verità, io una volta ci ho pensato. No, fermiamo tutto, le musiche, violoncello, contrabbasso. Dove li senti? Oh, bassisti, abbassate. Ma dove stanno questi bassisti? No, ci ha pensato, avete sentito? Ora ti rassicuro che capita una volta ogni 4 anni, Dove l'hanno disestito? No, come mondiali di calcio. Guardate da che pulpito viene la predica, io penso una volta ogni 4 anni, e tu? Ma c'è il secco dei pulpa, i polipi metti in mezzo. Ha detto pulpito, no polipi. Lasciatelo perdere, omonimo, questo con i proverbi, no? Ci litiga proprio da quando è nato. Comunque, ritornando a prima, io quella volta che ci ho pensato ad un errore postale, ma guardando dietro, tutto corrispondeva a me. Non c'è nessun errore. Non c'è nessun errore. E invece l'errore c'è. Ma poi scusi, Ma chi è? Pasquale Maresciallo. Maresciallo, smetta di conferirmi gradi che non ho. Io ho delle nobili origini, sono un nobile. E lui è il servo. Un gioco di società. Ho trovato la situazione, la soluzione. Posso spiegare tutto a tutte. Allora, praticamente, no, lui prima, guardate a me, vi spiego tutto. Allora, lui prima stava vicino alla cucina e ha detto, ecco sono un umile servo io, quindi si è identificato come servo. Ma anche voi dovete seguire, come servo. Allora, si è identificato come servo. Ora, per il quadro di Raffaello, cosa manca per anteporre il servo? Manca il nobile, che è lei, no? Allora, io credo che la situazione sia tutto a posto, andiamo a mangiare, a bere, fare tutte queste cose. Scusate, io ho un sospetto, posso esternarlo? Esterna. Dica! Ma non è che siete fratelli? Siamo fratelli, con lo stesso nome, ignoranti. Comunque, signor Di Rosa, vogliamo arrivare al dunque. Dunque. Già siete arrivati? Dove? Al dunque. Ma io ancora devo parlare. E poi avete detto dunque, non so se avete sentito. Dio mio. Aiutami a sopportare quest'idiota. Mi sono permesso di farmi accompagnare da un avvocato
per dimostrare per dimostrare che quei soldi erano a me destinati. Vai qua! Che? È tutto uno scherzo! No, ma veramente! Oh, ma da dove esce queste mondi scherzi a parte? Bellissimo! Da qui! Ma da dove le mette queste telecamere? Le fanno talmente piccole! Però Ciro, se vogliamo spezzare una lancia a favore degli attori... spezziamo tutto la storia! Infatti, spezziamo... guarda una storia, guarda qua, guarda l'avvocato, non sembra veramente un avvocato! È questo, guarda dici, non c'ha l'accento dell'Alto Adige! Lì, però Pasquale, posso far notare una cosa? Anche a voi, dico io. Voi spendete tanti soldi per venire con la troupe dall'Alto Adige, dico io. Spendete tanti soldi in trucco, guardate quante vanno fatte brutte. E poi guardate qua, lasciano un microfono così, ma dico io, metteteci un farfallino, un fiore che spruzza, un fazzoletto, un adesivo. Ma che cosa state blaterando? Ma questa è una penna, è una Mont Blanc! Ma dove lo vede il microfono, la videocamera? È tutto vero, è tutto vero. Ascoltate quello che ha da dire l'avvocato Marco Tullio Antonio Innocenti. Oh, ma quando lo vedete? In data 10 aprile 2003, alle ore 10:27, presso l'ufficio Sisal di Roma, fu inviato un plico contenente un accredito bancario relativo ad una vincita di gioco, per un valore complessivo di 5 milioni, pari a 9 miliardi 681 milioni e 350 mila lire, secondo l'attuale valore di cambio per ogni euro pari a 1936,27 lire. Il plico di cui sopra era diretto all'ufficio postale di Modena, ma per una serie di errori umani è stato inviato all'ufficio postale di Napoli. Il mio assistito, pensando si trattasse solo di un ritardo postale, non si è rivolto a chi di dovere, ma dopo qualche giorno di ritardo si è recato presso l'ufficio postale di Modena e si è scoperto l'intoppo. Pertanto, secondo una serie di svariati articoli, che non sto adesso qui a citare, voi dovrete rimborsare il mio assistito, onde evitare cause legali con conseguenze penali. Pertanto, se ho capito... Ma scusate, avvocato, non è possibile. Tutto è diretto a me, c'è persino la via. È proprio questo il problema. Lei abita in via dei Fiori numero 7. Oh, complimentoni, ma lei è un mago, io non so come fa a indovinare, ma lei... Non sono un mago, ho delle nobili origini, io sono un nobile. A lui al centro! Un'altra volta, strano però. Conosco la sua via perché anche io abito in via dei Fiori numero 7. No, ma non ci posso credere. Ma allora questo non è scherzi a parte, caramba che sorpresa! Ah, abitiamo nello stesso palazzo e non ci siamo mai visti, l'hai mai visto? No, me ne sarei ricordato, guardate quanto è brutto. Oh, non ho mai visto neanche giocare a biliardino, a Tetris, quei bambini. Oh, nemmeno per le scale. Forse per il telefono. Ah, sarà un parente del signor Hermes, sarà venuto per le condoglianze, quello è molto qua. Io se vuole ti metto un fiore. Una lapide ci mettiamo. Che condoglianze e condoglianze! Ma come facevamo ad abitare nello stesso palazzo e a non incontrarci mai? Già, effettivamente. Io abito in via dei Fiori numero 7, ma non a Napoli, bensì a Modena. A Modena? È qui che casca l'asino. No, è qui che casca il fagiolo. Casca il fagiolo? Hai mai visto cascare i fagioli? Ma perché tu hai mai visto cascare un asino? Ma che significa un proverbio, signor Di Rosa? Qua che si sbaglia, dico, io le vedo dal Trentino Alto Adige, là, e vuole fare fessutue napoletane. Sulla busta c'è scritto chiaramente, guardi, NA, che sta per Napoli. No, NA sono le finali di Modena. No. Anzi, Gesù è vero. Ah, Gesù è vero, c'è bisogno che ti metti a fare la scomposizione. Vabbè, una verifica sperimentale, dobbiamo fare. Sono soldi che ho vinto al Super Enalotto. L'adesivo si è strappato, controlli e se ne accorgerà. È stato solo un equivoco, un errore. Tutto. Sentite, ma così in panno. Mi chiamo Ciro e non sono un mago. Ma a me chi mi dice che tutte queste cose che sta dicendo è vero, sono vere? Chi me lo assicura? Dimostri la documentazione per cortesia. Oh, ma sta avvocato c'ha tutto. Questo documento un po' problema della vista.
Io, non c'è scambio, è tutto vero. Stai facendo? Sto leggendo! Ma che linguaggio? Sto leggendo veloce! Stai leggendo veloce? Ma non hai sentito cosa ha detto il signore? Ma adesso mica ci fate arrestare! Noi non abbiamo commesso nessun reato! No, dovete soltanto restituirmi tutti i soldi. E ovviamente se avete fatto delle spese dovete restituirmi anche quelle. Pure la Ferrari! Io non ho fatto neanche 50 km! Soprattutto la Ferrari. Cirma, non dici niente, non reagisci! Che devo dire? Sono rimasto senza parole, Pasquale. Io che mi ero sicuramente, finalmente illuso di essere passato da oppresso ad oppressore. E adesso chi ce l'ha il coraggio di tornare in ufficio? E chi ce l'ha la forza di girare di nuovo in 500? Questo è il vero dramma! Mi dispiace, ma questa è la realtà. Nella realtà noi siamo pochi. No, in realtà faccio schifo, è diverso. Queste sono le fatture di tutte le cose che abbiamo comprato. Sono ancora imballate già al garage, neanche il tempo di aprirli. Vieni. Ecco, per quanto riguarda la merce che non avete ancora usato, ci verrà restituito l'intero importo. Ma calcolando, ahimè, che la Ferrari ha già percorso dei chilometri e non potendo rivenderla come nuova, dovrete rimborsare al mio assistito 15 milioni del vecchio conio. Oh, economico, signore! Oh, 15 milioni! Ma io non ho niente! E allora provvederemo al pignoramento dei beni. Ma che pignoranza! Tra pochi minuti arriveranno gli incaricati al pignoramento. Ma è proprio un bastardo sta avvocato. Su. Riceverete il premio per la vostra onestà direttamente. Sì, o premio del scemo, il premio degli idioti riceveremo. Buonasera. Buonasera. Ah sì. Ah sì. Mamma mia. Vedi tu com'è crudele la vita. Noi qui a cercare di combattere per arrivare a fine mese e c'è gente che campa di rendita. Oh, non ha tralasciato nemmeno 15 milioni. Vediamoci un po'. Come adesso che mi ero abituato a non svegliarmi più presto la mattina. Pensare che adesso dovrò andare a chiedere pietà a quel bastardo di De Bernardis. Sì, non pensiamoci più, forse è stato solo un sogno, un brutto sogno, un incubo. Forse è stato solo un sogno a metà, però... Vedo che lasciamo. Almeno il tavolo delle 16 sarebbe rimasto, mica qui, scusa. Il Babbo Natale. Natale che si prendono la roba invece di portare. Babbo Natale al contrario. Almeno le 16, non mi rimane. Almeno le 6. Che modo sono? Oh, non ci sono nemmeno presentati. Le 6, visto, lascia qua. Vediamoci a te. Ah? È molto grande, sono Adesso dovrò cercarmi seriamente un lavoro adesso. Vabbè dai Ciro, forse è meglio così, vivere senza soldi. In questa settimana, in questi mesi che ci sono arrivati questi soldi, non abbiamo fatto altro che litigare, poi ci hanno derubato, ci hanno imbrogliati, ci hanno fatto i pacchi. Meglio così, senza soldi. Sì, forse hai ragione. È meglio vivere la vita con fatica, senza soldi, senza un attimo di riposo. In fondo, che vita sarebbe se tutti avessero tutto? Sarebbe un mondo statico, senza movimento. Nessuno ricercherebbe altre cose al di fuori di quelle che ha. Intanto possiamo dire di essere stati ricchi e poveri e di non essere stati cantanti. Però, secondo me, era meglio morire da ricchi. Meglio morire da voi. Meglio vivere felici.